Iniziano oggi con la realizzazione del cantiere i lavori alle ex stallette destinate a dar vita assieme ai vecchi macelli alla cittadella galileiana. È un appalto di oltre 2 milioni di euro, sono contento che l'abbia vinto con gara l'impresa Rota, che è un'impresa, come si sa, di qualità. Ha vinto anche proponendo una caratterizzazione energetico-ambientale molto forte, quindi questo è un esperimento pilota per noi che è interessante. Ma soprattutto è interessante questo altro grande recupero che sta nel Pius, in un'area che sta fra i vecchi macelli e la cittadella. Noi lì non solo faremo spazi complementari alla cittadella galileiana, lo Science Center che verrà dentro i vecchi macelli, ma realizzeremo 7 spazi per 7 imprese, per 7 incubatori rivolti all'alta tecnologia, ecco, all'innovazione digitale, insomma a questo mondo economico che ha interesse a insediarsi su Pisa. E quello che ricaveremo da questo insediamento servirà a garantire il piano di gestione complessivo. In più stiamo chiedendo ulteriore aiuto alla Regione per completare il lavoro sull'area della cittadella, ecco, per fare il parco che, come si sa, ci siamo comprati dallo Stato e che era abbandonato, in parte lo è ancora oggi, e per recuperare la vecchia piscina di prove progettata dal grande architetto Michelucci e per farne naturalmente altro. A quel punto tutta l'area, compresi gli arsenali medicei dove lo Stato deve realizzare il Museo delle Antiche Navi Romane, le antiche navi di Pisa, sarà completamente recuperata.